pure il dolore, potrebbe aiutare, anzi aiuta l'infiammazione sicuramente, ma non bisogna andare a escludere, a togliere tutto quello che non ci fa male nella dieta, anche perché lì il nostro stress aumenta e noi sappiamo che il dolore nociplastico è collegato all'emozione, alla reazione allo stress, alla paura, all'amigdala che abbiamo dentro il nostro cervello. Ovviamente ci sono delle escamotage che bisogna fare nella nutrizione per, evitare che il glucosio nel sangue vada a picco su. Quindi quello glucosio è quello che crea poi la glicemia, scusate, la glicemia. La glicemia a picco crea infiammazione, crea stanchezza, crea quindi poi alla lunga anche dolori. Quindi se tu già soffri di dolori cronici, sì che ti serve un programma